Sì, guarda che anche se ti aspetti 5-10 minuti per guardare il telefono non succede mica niente. Ma cosa c'entra? Questa qua è una forma di rispetto per chi che mi ha scritto il messaggio. Certo. Ma cosa ti parli? Che ti fai lo stesso di ti sei peso? No, sì, guarda che non è paragonabile. Cioè, no, il tuo è proprio un riflesso condizionato. È come il cane di Pavlov. E chi sei? Dai, Pavlov! Ah, il moldavo che abitava qua da Trio, quello che aveva il pitbull, ti ricordi? Pavlov, lo scienziato! Mamma mia, so ma cosa stavo qua a cercare di spiegarti certe cose, dai? Scusa, illustrami, no, spieghimi. No, Allora, Pavlov faceva degli esperimenti, per esempio ti toglie un can, ti fa sentire il suono di un campanello, ti mostri una bistecca, ecco, e il cane che gli voglia di mangiare bistecca gli si attiva la salivazione, ok? Ok. E sta roba qua, solo con la bistecca o anche con qualche cos'altro? Ma no, ma io stesso, guarda qua per esempio che è un salame, ecco, ti fa sentire il suono di un campanello, il cane vede il salame e mangia una fetta, capito? Oh, ma pensa, un scienziato, un genio, e se si va anche a pagare per fare esperimenti. Sì, no, ma ascolta, perché questa cosa qua ripetuta nel tempo, allora, suono del campanello, ding dong, fetta di salame, salivazione, suono del campanello, ding dong, fetta di salame, salivazione, campanello, ding dong, salame, salivazione. A un certo punto che cosa succede? Che porta il cane al veterinario perché gli ha fatto male con tutto sto salame, no? Ma no, succede che il cane associa il suono del campanello alla fetta di salame e ogni volta che sentirà un campanello suonare, io che mi voglia di mangiare il salame, anche se il salame non c'è, ok? Sì. E ti sei preciso. Sì, ti sei preciso, perché ti sei talmente ossessionato che ogni volta che ti senti un suono ti va a controllare il telefono. E ti dirò di più, tu non resisti un minuto senza guardare il telefono. Scommettevo che invece resista, scommettevo e ti dirò di più. Io supererò questa prova serenamente, caro. Guarda, io qui il telefono è questo, lo metto qua, da questo momento non esiste più per me. Vabbè, Guarda che ti arriva un messaggio. Ma so devo fare risotto. Guarda che te ne arriva un altro. Aspetterà, se sono impegnato con il risotto bisogna stare in trio o no? Oh, ma magari sei Belen. E a Belen aspetta. Anzi, se è meglio così è più caliente dopo. Ti hai visto? Non è passato neanche un minuto. Vabbè, non ti hai importa. visto? Ti sei condizionato. Campanello, salame, saliva. Oh, è Pablo, che aveva ragione, no? Ti sei condizionato. No, se capusa il risotto!